cui vi siete ritrovati anche in spogliatoio, vi siete guardati negli occhi, immagino che bisogna trovarle le parole perché la situazione è difficile, però bisogna ricominciare a fare punti. Sì, quello assolutamente. Diciamo che adesso le parole non è che servono a tanto, bisogna soltanto lavorare, pedalare. Sono frasi che in questi momenti difficili si fanno, però è la realtà. È un periodo negativo perché sono 2 partite che non si riesce a fare punti, a portarli a casa, e sappiamo del momento di difficoltà e sta a noi, perché sta solo a noi adesso dimostrare che la squadra c'è e ha voglia di ribalza. Però insomma qualcosa deve pure avervi detto mister Foscarini, insomma, per cercare magari di eliminare l'amarezza per un epilogo di una partita che poteva finire in pareggio, che invece si è rivelata la seconda sconfitta di fila. Sì, quello sì, noi abbiamo la possibilità e la fortuna di avere un allenatore che ci parla spesso. Abbiamo sempre molti colloqui a gruppi, difesa, centrocampo, attacco, quindi a livello prettamente di rapporti c'è. Però come ti dicevo prima si possono fare tante parole, però sta a noi fare i fatti. Noi seguiamo in tutto e per tutto quello che ci chiede il mister e evidentemente non lo stiamo seguendo alla lettera, o meglio lo stiamo facendo ma non per tutta la partita, quindi adesso bisogna solo, come dicevo prima, lavorare e lavorare. Lui ha detto che sì, nel secondo tempo effettivamente, tolta l'espulsione che è un episodio che indubbiamente ha condizionato, però siete stati un po' troppo timidi, le avete prese ma non siete mai stati in grado di contrattaccare. Questo è il punto focale, un po' un problema che avete manifestato anche prima del suo arrivo. Sì, perché l'episodio quello ci ha condizionato, perché rigore, espulsione, ma non è assolutamente un alibi, perché abbiamo fatto altre partite anche in altri anni, in una in meno, poi la partita è stata recuperata e non c'è stata la reazione, abbiamo avuto delle difficoltà evidenti, è inutile nascondersi dietro gli errori arbitrali oppure ad altri alibi. È mancata la reazione che in altre partite un po' c'è stata, sto giro non siamo riusciti a reagire e a riportare un punto, 2 punti a casa. Ecco, il sabato adesso c'è Palermo, la capolista, stimoli nuovi, è una partita tra l'altro molto sentita dalla tifoseria. Sì, diciamo che noi adesso prima, ultima, penultima, terza non cambia, anche perché se uno va a vedere prettamente i risultati abbiamo fatto male le ultime 2 partite con 2 dirette concorrenti, quindi da quel punto di vista lì non c'entra. Adesso arriva il Palermo, sappiamo che è una squadra forte, che prima, che lotta per andare in Serie A, però questo per noi non deve cambiare, anzi deve essere ancora un motivo in più per far bene, e nulla. Ci stiamo preparando bene, la voglia di riscatto ci deve essere, c'è, perché altrimenti sarebbe una cosa veramente brutta, soprattutto anche perché ci siamo in casa e dobbiamo dimostrare ai nostri tifosi che anche sto giro a Cosenza ci hanno seguito, ci hanno incitato fino all'ultimo, che non siamo questi e che siamo una squadra delle prime giornate che a tratti si è visto in questo periodo, però non è bastato, quindi sta solo a noi. Vi sentite quart'ultimi? Dite possiamo dare molto di più? Ci sentiamo perché lo siamo, quello sì, perché le ultime 2 partite, soprattutto dopo la vittoria di Ascoli, tutti noi pensavamo che fosse iniziato un altro campionato. Ci eravamo preparati, abbiamo lavorato perché fosse così, e invece i risultati hanno detto tutto il contrario. Quindi ci rimbocchiamo nuovamente le maniche, perché sappiamo che non siamo questi, perché abbiamo dimostrato che quando vogliamo siamo una squadra. Adesso i risultati dicono che non lo siamo, e quindi sta a noi capovolgere questo pessimo periodo che stiamo affrontando.
Fisicamente come state? L'ultima cosa, perché l'impressione è anche magari che in quell'ultimo calcio d'angolo in cui sono saltate tutte le marcature, Garritano vi ha punito con quel 2-1, ci fosse proprio anche tanta stanchezza fisica che si manifesti nella seconda parte della partita. Sì, quella io non la chiamo stanchezza fisica o mentale, lì secondo me sono errori individuali che si commettono, che non vanno commessi, soprattutto come hai detto te al 93esimo, dove un punto era importante portarla a casa. Quelli sono errori che si commettono quando attraversa un periodo del genere. E lì bisogna essere più forti e più bravi soprattutto nel non commetterli, perché poi sono punti che pesano e che fa male perderli così all'ultimo minuto. Io ho una curiosità, parlavi dei tifosi che vi hanno incitato, sostenuto fino alla fine anche a Cosenza, poi dopo la partita voi siete andati per salutarli, ecco, lì cosa è successo? Vi hanno detto qualcosa, visto che è sembrato che magari... No, ci hanno detto le cose che è giusto che ci sentiamo dire in un momento del genere. E io sono convinto che nessuno ci possa dire che non ci sia impegno, perché vedo la squadra, cioè, gli allenamenti, le partite, diamo tutto, però non basta, e quindi nel momento in cui i nostri tifosi ci dicono svegliati, tirate fuori i coglioni, è giusto, cioè, c'è poco da dire, anzi, ripeto, per la situazione che stiamo attraversando e avere sempre un gruppo che ci segue in tutta Italia per noi è un grosso motivo d'orgoglio, però dobbiamo anche capire che la gente fa sacrifici, ci segue e più di una volta vede la sconfitta al 93esimo, 94esimo, 90esimo, girano le palle e sono i primi che girano, quindi c'è ben poco da dire, anzi da parte loro fino adesso penso che nessuno di noi possa dire qualcosa contro di loro. Senti, andando a vedere solo un discorso di media punti, si sta viaggiando alla stessa media dell'anno, quello della retrocessione con Pennocchio, che tu hai fatto solo 6 mesi, poi sei andato via a gennaio. Secondo te vedi qualche analogia oppure no, tra le due situazioni, tra le due squadre, come difficoltà, eccetera? Ti ho messo fuori un anno che onestamente no, volevo, però no, che la domanda l'ho capita. E, no, secondo me non è minimamente paragonabile, perché noi quell'anno, se non erro, abbiamo fatto le prime 5 giornate 5 sconfitte, poi abbiamo pareggiato in casa contro Latina, poi siamo andati a Modena, abbiamo perso, e poi Cittadella mi sembra che abbiamo vinto, quindi sì, la media punti è quella, però diciamo che andamento, gruppo, situazione non è minimamente paragonabile, e proprio anche per un fatto di valori a livello umano, di squadra, di società, tutto, non c'entra nulla. Grazie. Basta. Grazie.